Dove il legno ancora vive. A Fonzaso, dove andiamo a conoscere lo studio Mavima Bautech, dove si progettano e costruiscono edifici in legno di elevata qualità ed efficienza energetica. Ma la storia nasce, appunto nel 2007 dalla passione verso quella che è la costruzione sostenibile, da quello che era il movimento che in quegli anni andava formandosi, sia per quello che riguarda le costruzioni in legno, sia per il risparmio energetico. E da quello che era uno studio di progettazione si è pensato di passare anche a quella che poi è la costruzione effettiva, quindi la parte operativa, esclusivamente per le case in legno, in particolare con la tecnologia dell'Ixam, quindi della parete massiccia lamellare, che seguiva quelli che sono stati all'inizio degli anni 2000 gli studi del CNR, Ivalsa e di Trento. Questi studi avevano dato risultati non incoraggianti, ma ben di più, e da lì è nato tutto questo movimento, la nostra volontà di proseguire su questo percorso. In questi 10-12 anni la quota di mercato è passata dell'Ixam e delle case in legno da 0 al 5-7% di media, e quindi un risultato sicuramente importante. Il valore di una casa in legno. Sicuramente siamo di parte, ma il valore di una casa in legno è elevatissimo, nel senso che sia a livello di qualità abitativa che di risparmio energetico ci porta a dire che il prodotto è estremamente di qualità. Diciamo anche che se poi venisse prodotto con un materiale locale, questo aumenta ancora di più il valore, non solo perché la ricchezza si riversa sul territorio, ma perché effettivamente ho un miglioramento del costo ambientale, parliamo di CO2 e di inquinamento in generale, che viene ridotto di molto. Sappiamo che il legno immagazzina CO2, se ovviamente devo comprarlo in Siberia piuttosto che nel nord Europa per trasportarlo e trasformarlo e farlo arrivare qua, diciamo che mi sono giocato un po' quello che è il beneficio del legno, ok? Se riuscissimo a trasformare il legno locale si chiuderebbe un po' il cerchio e potremmo dire che effettivamente il prodotto finale ha un valore ancora più elevato. Parliamo di filiera del legno. Un argomento importante. Noi circa una decina di anni fa abbiamo iniziato un progetto locale, quindi di filiera del legno, in particolare un accordo con le regole del Comelico, in particolare la regola di San Nicolò, che era un po' capofila, e grazie a questo accordo siamo riusciti a realizzare degli edifici appunto in Ixam con legno locale, quindi un prodotto di filiera in un raggio di 100 km massimo, con il legno del Comelico, della Val Visdende, dei lotti di quell'area, che adesso poi sono stati purtroppo interessati da Vaia, e quindi abbiamo realizzato diversi edifici con questo prodotto. E la difficoltà di portarlo avanti in maniera più consistente sicuramente è dovuta al fatto, alle piccole dimensioni della nostra azienda e di questa collaborazione. Sarebbe auspicabile e opportuno estendere questo piccolo progetto in un contesto più ampio, con un numero di imprese e di soggetti, da chi taglia il bosco appunto a chi poi realizza gli edifici, le costruzioni, più ampio, magari con una forma consortile, comunque con una forma associativa, che permetta delle economie di scala, una gestione continuativa ed efficace di quella che è la filiera. Sicuramente trasferire in questo modo il valore del legno sul territorio sarebbe una cosa fondamentale e fantastica. Dunque l'aspetto consortile è un aspetto che si può rivelare davvero importante per il futuro del legno in provincia, nel Veneto, in Italia. Ma noi pensiamo proprio di sì, e speriamo che sia un sistema per poter unire i vari soggetti e fare in modo che le divergenze che spesso si rivelano tra i piccoli attori come quelli della provincia di Belluno vengano superate, e questo crei un maggior valore per tutti gli attori, no?
penso che sia una soluzione da mettere sul tavolo e da portare avanti tutti insieme.